Ricette di integrazione, piatti del mondo e storie dalla porta accanto. Questo è il titolo pubblicato dalla casa editrice L'Azione, in distribuzione in questi giorni, e ho il piacere di avere davanti a me oggi le due autrici e curatrici del volume, Sara e Chiara. Chiedo innanzitutto a Chiara di presentarci brevemente i contenuti di questo volume. Questo è un libro che nasce in seguito ad un progetto che portiamo avanti con il gruppo della Festa dei Popoli di San Vendemiano, dove organizziamo delle serate di cucina etnica in cui dei cuochi non professionisti vengono a presentare dei piatti della loro tradizione. E questo progetto ha un grandissimo successo, nel senso di partecipazione, è molto amato e richiesto normalmente ogni anno, e ogni anno noi ospitiamo 6-7 cuochi diversi che portano appunto dei piatti facilmente riproducibili a casa, e insieme ai loro piatti portano la loro storia di migrazione e la loro storia di vita, della loro famiglia, i ricordi che hanno del loro paese e le loro storie poi di integrazione, perché sono tutte persone che poi qui hanno messo radici, hanno creato una nuova famiglia e hanno iniziato una nuova storia. I partecipanti normalmente hanno tantissime domande e si dimostrano molto interessati a conoscere sia la cultura che la storia di queste persone, e per questo motivo io e Sara abbiamo ben pensato di creare un libro che raccontasse questa cosa, che proponesse delle ricette che tutti poi potranno riprodurre a casa, perché sono facili da riprodurre, è facile trovare i loro ingredienti, e tutti possono leggere la storia di queste persone che si aprono totalmente raccontando il loro viaggio e poi il loro inserimento qui da noi. Il volume raccoglie quindi una serie di esperienze, di racconti personali, di ricette di cucina, ed è il frutto di un lungo cammino di un gruppo di persone e stili di vita. Ecco, Sara, vuoi dirci qualcosa di più di questo gruppo? Sì, allora il gruppo è nato circa nel 2010, era nato inizialmente per parlare degli stili di vita sostenibili, però poi nelle nostre discussioni è emerso che stava a cuore a tutti cercare di abbattere un po' gli ostacoli, le barriere che ci sono tra persone nate qui e persone che sono arrivate da altri paesi. E quindi volevamo cercare un modo per far incontrare soprattutto queste persone e far conoscere la loro cultura. Quindi è nata l'idea della Festa dei Popoli, che è stata la prima attività che abbiamo realizzato, ma poi nel corso del tempo sono nate anche altre iniziative che hanno sempre lo scopo di far conoscere o le persone tra di loro o comunque le culture diverse tra di loro. E tra queste attività, per esempio, abbiamo il torneo di calcio dei popoli, un torneo che coinvolge squadre di paesi diversi, tutte persone comunque che vivono qui nel nostro territorio, oppure abbiamo organizzato serate culturali, un modello tavola rotonda in cui si discute di un stesso tema visto da angolature diverse, oppure anche serate di street food etnico, per esempio, che anche quelle hanno molto successo perché abbiamo visto che il migliore veicolo per far incontrare le persone è il cibo. Quindi come anche il corso di cucina, le serate di cucina hanno avuto molto successo, anche le cene. Ma poi abbiamo organizzato anche mostre, un progetto importante in questo senso è stato Il mio futuro senza confini, che ha coinvolto una quindicina di bambini una quindicina di paesi diversi. Abbiamo chiesto a bambini di questi paesi di disegnare quello che sperano o che pensano sarà il loro futuro. Poi li abbiamo fatti arrivare qui e abbiamo organizzato una mostra che è arrivata fino in Slovenia, ecco. E poi oltre a questo da anni facciamo laboratori interculturali sia alle scuole elementari, sia medie, sia superiori. Qual è lo scopo e anche il messaggio che volete comunicare attraverso questo volume? Beh, il nostro scopo è quello di far conoscere sia le persone che le ricette che proponiamo. Il nostro scopo è sempre quello della condivisione culturale, la convivialità. Cos'altro, Sara? Sì, proprio il far conoscere le altre persone, le altre culture, proprio per cercare di abbattere quei pregiudizi che spesso nascono dalla non conoscenza. Abbiamo visto che conoscendo l'altro
Proprio si capiscono tante cose, si capisce che ci sono molte somiglianze al di là delle differenze. Dove si può trovare questo volume? Allora, al momento per avere uno dei nostri libri è necessario scrivere alla nostra mail stilidivita@sanvendemiale@gmail.com o telefonare al nostro numero di cellulare 370 341 8837 e poi ci organizzeremo per mandare la copia o comunque recapitarla. Un caro saluto da Don Alessio Magoga, da Sara e Chiara da San Vendemiano.